Per primi in Italia, testimoniando in un qual modo come la sanità veneta sia da primato anche nel proporre una novità assoluta fra gli organi decisionali. Il neonato Collegio dei Primari Chirurghi del Veneto, con sede a Mestre e via Mestrina presso l'Ordine dei Medici, ha obiettivo ed ambizione di diventarlo, specificando da subito di non voler essere né una società scientifica né tantomeno un'associazione sindacale. Ed allora cosa chiede? Da poter essere considerati come un gruppo di tecnici estremamente esperti, per cui limitatamente, ovvio, al campo della chirurgia generale, però essere veramente di un senso di collaborazione per le scelte future. Per i primari, con il nuovo piano sanitario regionale, cambia molto. Non potranno più fare richieste dirette al segretario, ma subire in un certo senso le gare d'appalto regionali. Chiedono quindi di poter dare un parere tecnico su macchinari e materiali da acquisire, citando l'esempio della più recente gara regionale. Sono stati acquistati guanti chirurgici con un ribasso del 12%, che però quando vengono sottoposti ad operazioni complesse tendono ad usurarsi o bucarsi e quindi se ne usano 2 o 3 paia alla volta. Il risparmio non è pari quindi a quel 12%. E poi dicono per gli ospedali principali o hub spoke ci vogliono macchinari all'altezza. 28 primari hanno dato la loro adesione, per cui speriamo di essere un punto di riferimento per tutti, al di sopra delle sigle sindacali, al di sopra delle società scientifiche. Vogliamo essere un gruppo che interagisca con gli organi regionali per le scelte, per esempio, di materiali, per anche il problema delle apicalità. Altra priorità del collegio, il chiarimento definitivo sulle assicurazioni personali che i chirurghi dovrebbero accendere da luglio 2014, momento in cui cesserà la copertura dei danni diretta da parte della pubblica amministrazione. Si tratta di polizze importanti, fra i 4 e i 6.000 euro l'anno.